Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Un buon inizio settimana e una buona festa degli innamorati a tutti, amici delle stelle. Siamo pronti per ritornare anche oggi, 14 febbraio, in compagnia dell'oroscopo di Radio.0 e diamo subito il via alle ultime novità. Ariete, lunedì faticoso per il lavoro. Un'insolita insicurezza vi vede esitanti a esprimere le vostre idee e vi induce a rimetterle in discussione. Un po' di ansia e qualche incertezza anche sul piano familiare. Agite con la consueta fiducia e ne verrete a capo. Toro, ottimo dialogo con i vostri cari e serenità tra le mura domestiche. Potrete così dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno maggiormente a cuore. La luna vi sollecita a iniziare una cura per prevenire disturbi digestivi spesso di origine psicosomatica. Gemelli, nonostante una fase poco entusiasmante dal punto di vista economico, grazie all'esperienza accumulata riuscite a trovare soluzioni efficaci e in poco tempo. Piccoli guai legati alla quotidianità, studiate nuove strategie per superarli e non perdete la calma. Cancro, armatevi di una spada infallibile fatta di dolcezza e comprensione questa volta se volete uscire vincitori dalle possibili tensioni con l'amato bene. Avete intuizioni brillanti per sciogliere questioni intricate, ma un'incertezza improvvisa vi ferma la mano. Leone, il cielo appesantisce le dinamiche in famiglia, ma voi dovete essere più generosi del solito e non curarvi delle parole dette da un vostro caro. Contate sull'istinto, prezioso per sistemare le faccende personali più delicate. Le emozioni oggi si fanno bollenti. Vergine, senso pratico e serenità interiore vi sosterranno qualora doveste affrontare scelte importanti nell'ambito professionale o familiare. Urano viaggia con voi, dando profondità alle vostre intenzioni, arricchite dalla sensibilità della luna. Bilancia, cercate di essere meno suscettibili e non prendete per offese quelle che invece sono critiche costruttive, accettate i buoni consigli. Un piccolo passo indietro nella vostra relazione vi costringe a guardarvi dentro, chiedendovi: questo è amore vero? Scorpione, bei trigoni d'acqua a vostro favore in questo lunedì. Complice un elemento a sorpresa, una crisi di coppia si ricompone del tutto. Emozioni forti e tenere coccole vi attendono. Giornata all'insegna del successo e dell'appagamento interiore. In primo piano ci sono sentimenti e famiglia. Sagittario, una fase positiva finalmente. Le difficoltà non sono del tutto risolte, ma sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte avete ottime chance per riuscirci. È ora di prendere in considerazione quei problemi dettati dalla gestione delle risorse finanziarie comuni. Capricorno, sotto il tiro della luna in Cancro, Mercurio vi crea preoccupazioni e dubbi inesistenti. Arriverete ai bisticci con i vicini per vecchie ruggini del passato. Incerti sulla piega che le vicende sentimentali vanno prendendo, freddezza e calore si alternano. Acquario, qualche piccolo ostacolo pratico rende ogni cosa più faticosa, ma conoscete bene come indirizzare il vostro impegno per risultare i vincitori, sempre. Tenete duro se le circostanze lo richiedono, facendo dell'organizzazione la vostra parola d'ordine. E chiudiamo anche oggi con i pesci, strappi emotivi ricuciti e buon umore all'insegna della giornata, sereno il rapporto con i figli e con i giovanissimi della famiglia, pupi in arrivo per chi lo desidera. Se avete un problema da risolvere poi non chiedete consigli esterni, fidatevi delle vostre sensazioni. Ed è tutto quindi anche per oggi, per questo speciale lunedì di San Valentino. Noi ci ritroviamo domani con le ultime novità, intanto una buona giornata degli innamorati a tutti e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0